I disservizi per la popolazione sono la diretta conseguenza di una situazione aziendale ormai precaria. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso oltre il 25% di organico e questo si traduce in difficoltà nelle ferie, difficoltà nella formazione e per i cittadini in difficoltà nell'erogazione dei servizi. Per questo oggi i dipendenti di Poste Italiane del Veneto hanno incrociato le braccia e la CGIL, che ha indetto lo sciopero, ha organizzato una manifestazione davanti alla sede del Consiglio regionale a Venezia. Abbiamo una situazione occupazionale disastrosa, abbiamo molti uffici che sono aperti solo mezza giornata o 2 giorni a settimana, perché? Perché manca il personale. Allora noi diciamo che va bene fare le grandi proclami, ma in realtà se vogliamo che Poste, che sono un'interfaccia diretta con i cittadini, che è presidio del territorio, funzioni, servono assunzioni vere, non part-time, stabili, non precarie, perché altrimenti rischiamo che i cittadini si arrabbiano quando trovano l'ufficio chiuso e Poste Italiane continua a fare grandi utili, ma sta segando il ramo su cui è seduta, perché la vera forza di Poste è proprio la presenza radicata in tutto il nostro territorio veneto. Durante la manifestazione una delegazione ha incontrato il presidente del Consiglio regionale Ciambetti insieme al consigliere regionale del Partito Democratico Montanariello. Ci faremo carico di chiedere alla dirigenza veneta di Poste Italiane come mai appunto ci sono queste mancanze di organico e di servizi che invece devono vedere questa regione, che dal punto di vista produttivo è una delle più performanti in Italia, avere Poste Italiane che corre almeno alla pari di quanto ha bisogno il territorio veneto.